Ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa venuta dal cielo in terra a miracolo mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intendere non la può chi non la prova, e par che delle sue labbra si muova uno spirito soave e pieno d'amore che va dicendo all'anima sospira. Tanti scrittori, musicisti, poeti sono stati ispirati dalle donne, e anche il nostro sommo poeta Dante Alighieri nel suo sonetto tanto gentile e tanto onesta pare ha voluto dare l'immagine di una donna eterea, quasi uno spirito, nobile d'animo, dignitosa nei modi, umile pur sapendo di essere ammirata, si mostra come una creatura scesa in terra dal cielo come miracolo divino per infondere dolcezze al cuore inspiegabili. Rita Levi Montalcini ha detto: se istruisci un bambino avrai un uomo istruito, se istruisci una bambina avrai una donna, una famiglia ed una società istruita, perché le donne hanno sempre dovuto lottare doppiamente, hanno sempre dovuto portare due pesi, quello privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale della società. Oggi la Concordia in collaborazione continua e grazie alla disponibilità dell'Istituto Niccolo Gallo porta questo format in cui vogliamo proporvi delle opere di artisti e la loro sensibilità per stimolare nel mondo attuale specialmente delle riflessioni sul valore della figura femminile. Grazie ad Agata, grazie ad Isabella. Ora la nostra Laura ci farà imparare ad essere una donna. A mani nude, a piedi scalzi, affrontare la vita sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi, andando sempre comunque avanti. E niente è mai sicuro. Quando è più passato che futuro, sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli, per giorni, mesi, anni. Ma ancora mi commuovo per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa e respiro, e rido di gioia oppure senza motivo. Mille scelte sbagliate da bruciare e nonostante colpe preso le altre e ancora mi commuove ogni volta che aspetto la primavera, quando incrocio lo sguardo di una persona vera. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire e altri che la felicità non
donna dice danno, ed è vero, perché le donne danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno il conforto, danno se stesse per amore. Le donne sono come diamanti, uniche, preziose, come lo è oggi la nostra presentatrice e grande amica Margherita Tropiano, che accogliamo con un forte applauso. Grazie, è veramente un privilegio trovarvi qui oggi insieme a voi. Ringrazio anche Angelo Cinque, il regista di questa iniziativa, che mi ha voluta presentare in questa maniera che veramente mi commuove. Grazie Angelo. Mentre tu vedi la nostra padrona di casa, diciamo così, io mi avvicino per qualche cosa. Grazie intanto il dirigente scolastico, la attivissima e capace dottoressa Giovanna Pisano, che vorrei che ci raggiungesse qui sul palco di questo auditorium. È stata nella sua capacità e lungimiranza quella che ha creduto tanto in questo progetto e ci ha dato la possibilità di portarlo avanti. Grazie Giovanna Pisano, il saluto del dirigente scolastico. Grazie a voi. Grazie all'Associazione Concordia, al dottore Cinque, che sinceramente è un appassionato, e quando ci siamo conosciuti mi ha colpito proprio per l'entusiasmo, per il fatto di credere fermamente nella necessità di portare avanti determinati discorsi, determinate problematiche, ma alla base di tutto l'arte, per farla conoscere a tutti in maniera popolare. E che cosa c'è di più bello di dedicarsi ai giovani, di iniziare questo percorso di innamoramento all'arte proprio nelle classi tra i nostri ragazzi, e prendere come tema la giornata dei diritti delle donne mi sembra la cosa più importante, perché non è, cari ragazzi, il fatto che la celebriamo ogni anno e quindi siamo abituati a farlo che giustifica questa nostra giornata. No, noi dobbiamo crederci che questa problematica della disparità di genere tra uomini e donne debba essere realmente sconfitta, perché il rispetto tra uomini, donne, tra persone in genere sta alla base di tutto. Non si può, già dalla meravigliosa canzone che abbiamo ascoltato, ma anche dall'introduzione, capiamo che le donne siano preziose, ma come sono preziosi anche gli uomini, perché personalmente non faccio proprio una distinzione di sorta. Siamo diversi, per carità, sia dal punto di vista anatomico sia dal punto di vista fisiologico, però cari ragazzi, io penso che voi concordiate con me, siamo le due facce di una stessa medaglia, ci integriamo perfettamente, siamo delle risorse, sia gli uomini con le loro peculiarità e sia noi donne con le nostre peculiarità. E allora quale differenza deve esserci? Non esiste. Io spero che tra qualche anno questa giornata commemorativa sui diritti delle donne non si celebri più, perché deve realmente perdere senso, e il senso lo perderà quando in tutti i paesi del mondo, perché noi siamo fortunati, viviamo in un paese privilegiato dove le donne siano trattate alla stessa stregua degli uomini, ma ci sono tanti paesi dove la donna non è rispettata in quanto tale, è sottomessa all'uomo, è sottomessa al marito, che oserei chiamare padrone, e non è una cosa bella. Anche perché i nostri cervelli sono uguali, con le dovute differenze di sesso, ma a livello speculativo sono uguali. E allora speriamo che tra qualche anno non la festeggeremo più, non la celebreremo più questo giorno, ma intanto oggi godiamoci questo spettacolo che in maniera gratuita, e non è cosa da poco, la Consociazione Concordia in collaborazione con TVA ci stanno offrendo. È un grande segno di generosità, e noi lo ringraziamo tanto per averci scelto,
per aver dedicato questa giornata e questa loro attività a noi del Gallo. È veramente un onore ed è un privilegio. Grazie a voi. Grazie all'Associazione Concordia. Io, a nome mio, come Presidente, ma a nome di tutta la mia associazione, per l'opportunità che ci date di essere qua in presenza di giovani a cui noi vogliamo trasmettere tante cose, e lo facciamo anche nelle nostre opere teatrali, in cui mandiamo dei messaggi che siano, questo è un omaggio per lei, in cui siano non i soliti messaggi vuoti o effimeri che poi finiscono nel nulla, delle cose che devono rimanere dentro di voi e farvi riflettere, perché ognuno di voi ha la testa e l'animo per poter riflettere su ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Per cui per noi essere qua in vostra presenza è già un onore e un piacere, ragazzi. Grazie per questi giorni, grazie alla dirigente scolastica. Io adesso mi avvio a presentare però questi fiori che sono veramente splendidi e che mi sono stati donati. Voglio momentaneamente che possano rimanere qui. Ecco, li metto in direzione del manifesto della locandina in maniera tale che facciano bella scenografia a questo spettacolo. E noi partiamo subito, l'8 marzo, lo sapete tutti, è la festa della donna, ma noi non dobbiamo considerarla solamente la giornata internazionale della donna, ma è principalmente un momento di riflessione. È una giornata ideale per sottolineare l'importanza della lotta per i diritti delle donne, per la loro emancipazione, promuovere consapevolezza rispetto ai pregiudizi, celebrare i loro traguardi, ricordare le conquiste sociali e ancora quelle economiche, politiche, mettere grande attenzione al concetto di uguaglianza di genere, alle discriminazioni e alle violenze contro le donne, per mostrare loro il sostegno e l'affetto, l'importanza. In questa occasione sapete che vengono a noi regalate le mimose, fiori che sono l'emblema della forza e della femminilità, un simbolo di apprezzamento, di rispetto e di solidarietà. E sono numerosi gli scritti che hanno come tema centrale la donna, la sua forza, la sua fragilità, il rapporto con l'altro sesso e con il loro mondo interiore. La Concordia e TVA vogliono celebrare questa ricorrenza proprio dedicando loro versi, brani musicali che la valorizzano e stimoleranno certamente in voi momenti di grande riflessione. Un omaggio che interpreta le sue esigenze, le sue necessità, offrendo un messaggio che afferma l'identità di genere e che è già venuto da Laura Di Fede, che ha cantato Imparare ad essere donna della Mannoia. Ascoltiamo adesso un altro brano musicale che parla di donne, si intitola The Best di Tina Turner. È una canzone che racconta dell'amore totale di una donna che ritiene che il miglior posto nel mondo in cui poter stare sia tra le braccia dell'uomo che ama, e finché ci sono tra le tue braccia, dice, non potrei essere in un posto migliore perché tu sei il migliore. La ascoltiamo dalla possente voce di Agata Sardo. A voi, The Best!
to me. Just as how there's a pain in your heart, I could be in no better place. You'll say breathing fast, better than the race, better than anyone, anyone I ever met. Oh, it's not got your heart. I ain't gonna be hurt to see. And please, your mind. Baby, I would rather leave it. Anytime you're leaving, I'm still losing control. Walk down the way with my heart, with my soul. And you're living everywhere around. Oh, baby, don't let go. Ve l'avevamo detto, avremmo cercato di parlare un linguaggio un po' diverso, un linguaggio che li avrebbe coinvolti, e questo è il nostro modo di parlare della giornata internazionale della donna. La poesia è qualcosa che si infiltra tra le pieghe della vita di ciascuno e non deve essere prima spiegata, deve essere letta, vissuta e solo successivamente spiegata. Non ha bisogno di altro perché contiene già in sé grandi insegnamenti. Lasciare che la poesia invada i cuori significa donare la più grande libertà. Una poesia d'amore non è solo una poesia d'amore, ma è una poesia di vita, di insegnamenti e lo sbocciare dei bei fiori di primavera. Adesso Sandro Re, con questa bella immagine, ci propone Per il mio cuore basta il tuo petto di Pablo Neruda, poeta cileno, noto al mondo per la sua grande capacità di cantare l'amore in tutte le sue forme più pure e irraggiungibili. Seguirà Laura Di Fede con Piccola anima di Herman Mera. A voi.
ti parla, ascolta quello che dice con gli occhi. Vittorio Hugo. Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie anime. Dalla tua bocca arriverà fino al cielo ciò che stava sopito nella mia anima. E in te l'illusione di un giorno. Giungi come rugiada sulle colonne e scavi l'orizzonte con la tua assenza, eternamente in fuga, come l'ombra. Ho detto che cantavi nel vento, come i pini e come gli alberi maestri delle navi. Come quelli, sei alta e taciturna, e di colpo ti rattristi come un viaggio. Accogliente, come una vecchia strada, ti popolano echi e voci nostalgiche. Io mi sono svegliato, mi sono risvegliato e a volte migrano e fuggono gli uccelli che dormivano nella tua anima. Piccola anima che fuggi come se fossi un passero spaventato a morte. Qualcuno è qui per te. Se guardi bene ce l'hai di fronte, fugge anche lui per non dover scappare. Se guardi bene ti sto di fronte, se parli piano ti sento forte. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove e perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Piccola anima, la luce dei lampioni ti accompagna a casa, innamorata e sola. Quell'uomo infame non ti ha mai capita, sai che a respirare non si fa fatica. È l'amore che ti tiene in vita. Quello che voglio io da te non sarà facile spiegare, non so nemmeno dove e perché hai perso le parole, ma se tu vai via porti i miei occhi con te. Camminare fa passare ogni tristezza, ti va di passeggiare insieme, meriti del mondo ogni sua bellezza. Dicono che non c'è niente di più fragile di una promessa, ed io non te ne farò nemmeno una. Quello che voglio
parole di Pablo Neruda, la canzone di Ermal Meta, l'attrice Lia Cipolla tra poco ci proporrà un monologo di America Ferrera nella scena che è forse la più bella del film Barbie, parole che conosciamo ma che dovremmo imparare a ripetere tutti i giorni. Ci canterà poi Ho imparato a sognare della Mannoia, un brano che è un invito a guardare avanti, a sognare, a resistere ai colpi e rialzarsi dopo le cadute, perché se si impara a sognare poi non si smette. Essere una donna è un mistero, una magia, un'alchimia, una pozione magica di anima e di corpo, di ormoni e di fluttuazioni morali, di ideali e di forza d'animo. È un'acrobata che vive su un filo di rasoio su cui pende una spada di Damocle, e il suo corpo diventa il palcoscenico dove far esibire la sua anima. Ma la vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima. Nella donna ogni cosa è cuore, anche la testa, e dentro di sé convive con tante figure, tante donne, 2000, 3000 donne, una nessun 100.000. Ha bisogno solo di incontrarla. È letteralmente impossibile essere una donna. Sei così bella e così intelligente e mi uccide il fatto che tu non pensi di essere abbastanza brava. Ad esempio, noi siamo straordinarie, anzi, dobbiamo essere sempre straordinarie, ma in qualche modo noi sbagliamo sempre qualcosa. Devi essere magra, ma non troppo, e non puoi dire mai di non voler essere magra. Devi dire che vuoi essere sana, ma devi anche essere magra. Devi avere i soldi, ma non puoi chiedere soldi perché è volgare. Devi essere un capo, ma non puoi essere cattiva. Devi guidare, ma non puoi schiacciare le idee degli altri. Dovresti amare, essere una madre, ma non parlare sempre dei tuoi figli. Devi essere una donna in carriera, ma anche essere sempre attenta alle altre persone. Devi rispondere del cattivo comportamento degli uomini, il che è folle, ma se lo fai notare sei accusata di lamentarti. Dovresti essere carina con gli uomini, ma non così carina da tentarli troppo o da minacciare altre donne, perché dovresti far parte della sorellanza. Distinguiti sempre e sii sempre grata, ma non dimenticare mai che il sistema è truccato. Quindi trova un modo per riconoscerlo, pur ma rimanendo sempre grata naturalmente. Non devi mai invecchiare, non essere mai scortese, non metterti mai in mostra, non essere mai egoista, non cadere mai, non fallire mai, non mostrare mai paura, mai essere sopra le righe. È troppo difficile, è troppo contraddittorio e nessuno mai ti dà una medaglia o ti dice grazie. E si scopre infatti che non solo stai sbagliando tutto, ma che è anche tutta colpa tua. Sono così stanca di guardare me stessa e ogni altra donna che si annoda in modo da piacere alla gente. E se tutto ciò vale per una bambola che rappresenta solo le donne, allora non lo so nemmeno.
emozioni sono la spinta propulsiva della nostra vita. Non è indispensabile che si realizzino. L'importante è averli perché spingono a fare meglio. Ho imparato a sognare che non ero un bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse il motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in grande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là. Cavalcando piloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare sono buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. Dicevo che questo è uno spettacolo che parla un linguaggio un po' diverso, ed è uno spettacolo che spazia dalla poesia alla musica, alla letteratura e anche il classico, e c'è spazio per tutti. Seppur vissuto solo 31 anni, il compositore austriaco Franz Schubert ha lasciato un grandissimo numero di famose composizioni, tra cui l'Ave Maria, una delle musiche classiche più conosciute e cantata e suonata da artisti di ogni estrazione e tendenza. Anche se trova qualche parere discordante riguardo alla sua collocazione all'interno delle liturgie, perché ha una origine profana. Schubert infatti scrisse questa composizione non per la Madonna ma per la sua amante.
Fu poi il poeta tedesco Friedrich Schiller che aggiunse le parole della preghiera latina Ave Maria, che si cantano ancora oggi. E noi in questo spettacolo, vi dicevo, vogliamo trovare spazio per tutte le donne e lo dedichiamo questo momento alla donna più importante della comunità cristiana, Maria Santissima, la Madre di Gesù. La propone l'attore Pippo Crapanzano con Agata Sardo. E c'è spazio per tutti, dottoressa Pisano, in questo spettacolo. Adesso, dopo l'Ave Maria, è la volta dell'attore Franco Curto che ci propone Sorridi donna di Alda Verini. È una poesia semplice ma è densa di significato, in cui l'autrice riesce ad esprimere quel connubio indivisibile di fragilità e forza che caratterizza l'essere femminile, capace di dolori assoluti e devastanti, ma anche di volare alto attraverso lievità inattesi. A seguire torna la voce di Agata Sardo che ci farà ascoltare A Natural Woman di Aretha Franklin. Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale in dignità, valore e diritti all'uomo, tanto più l'uomo reagisce in modo violento. La paura di perdere anche solo alcune briciole di potere lo rende volgare, aggressivo, violento. Sorridi, donna. Sorridi sempre alla vita, anche se lei non ti sorride. Sorridi agli amori finiti, sorridi ai tuoi dolori, sorridi
Comunque, il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d'ali, un raggio di sole per tutti. Andiamo avanti con un altro degli attori dell'Associazione Concordia, è Teresa Cinque, che tra poco ci raggiungerà qui per proporci Sei bella di Angelo De Pascalis. È il contenuto di una poesia che poi è un inno alla bellezza universale delle donne, un omaggio ad ogni donna di tutto il pianeta. Ed è anche un momento di riflessione sulla libertà, sul rispetto, la parità che ogni donna merita di avere.
Poi torna Laura Di Fede con la canzone Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. I diritti delle donne sono responsabilità di tutto il genere umano. Lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un obbligo dell'umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il progresso di tutta l'umanità. Kofi Annan. Sei bella e non per quel filo di trucco. Sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai dentro e che non conosco. Bella per tutte le volte che toccava a te, ma avanti il prossimo, per le parole spese invano e per quelle cercate lontano, per ogni lacrima scesa e per quelle nascoste di notte al chiaro di luna complice, per il sorriso che provi, le attenzioni che non trovi, per le emozioni che senti e la speranza che inventi. Sei bella, semplicemente, come un fiore raccolto in fretta, come un dono inaspettato, come uno sguardo rubato o un abbraccio sentito. Sei bella e non importa che il mondo sappia, sei bella davvero, ma solo per chi ti sa guardare. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così. Ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando diremo ancora un altro sì. Fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che fanno verità e lasciano una scia, le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? Dalle macchine per noi, i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce
internazionale della donna. Adesso parliamo di altro, perché la vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima. Vogliamo partire da questa considerazione di Audrey Hepburn, che deve rimanere sempre impressa nella nostra mente. E adesso Francesco Brocato proprio ci propone la poesia Donna di Rabindranath Tagore. È un omaggio alla figura femminile in una visione quasi angelica, eterea, celestiale, per metà donna e per metà sogno, creata da Dio, impreziosita nella sua figura e ammirata dagli uomini. Poi Agata Sardo torna per la canzone Respect di Aretha Franklin. La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. Donna, non sei soltanto l'opera di Dio, ma anche degli uomini, che sempre ti fanno bella con i loro cuori. I poeti ti tessono una rete con fili di dorate fantasie. I pittori danno alla tua forma sempre nuova immortalità. Il mare dona le sue perle, le miniere il loro oro, i giardini d'estate i loro fiori per adornarti, per coprirti, per renderti sempre più preziosa. Il desiderio del cuore degli uomini ha steso la sua gloria sulla tua giovinezza. Per metà sei donna, per metà sei sogno. Just a little bit.
E adesso è il momento di un attore veterano dei palchi e del teatro, è Alfio Russo, che ci farà ascoltare una bella poesia, A te donna, di Madre Teresa di Calcutta. Sono parole che esprimono considerazioni realistiche e profonde sulla vita, sulla forza e sulla volontà delle donne. Poi torna Laura Di Fede, che ci farà ascoltare Coccio d'amori di Lello Analfino, che vogliamo dedicare a tutte le donne più presenti. Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazione. Maria Teresa di Calcutta. A te, donna, tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è collo di qualsiasi tela del ragno. E dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. E fino a quando sei viva, sentiti viva. E se ti manca ciò che facevi, ritorna a farlo. Non vivere di fotografie ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. E non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai che invece di compassione ti portino il rispetto. Quando per gli anni non potrai correre, cammina veloce. E quando non potrai camminare veloce, cammina. E quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai. Canzoni, la canzone
la poesia e la musica. Patrizia Cordaro ci propone Autodefinizione, una splendida poesia di Teresa Wilmsmund, che fu una scrittrice ribelle cilena vissuta tra l'Ottocento e il Novecento, un periodo nel quale alle donne non era concesso né essere ribelli né essere scrittrici. È un atto di ribellione contro il patriarcato e contro la società che l'ha immolata sull'altare del pregiudizio. Ciò nonostante, dice, ho avuto il privilegio di essere donna, versi di una donna di ieri che sono attuali per tutte le donne di oggi. Poi una canzone, Città vuota di Mina, cantata da Laura Di Fede. È un brano del 1963 che esaltava l'irruzione di un amore nella vita di una donna, potente come il fuoco, liberatorio come un abbraccio dato al momento giusto. Mina cantava l'amore per il suo uomo senza il quale la città, anche se c'era la folla, sembrava vuota. A voi! Quanto si violentano, picchiano, storpiano, mutilano, bruciano, seppelliscono, terrorizzano le donne, si distrugge l'energia essenziale della vita su questo pianeta. Eve Ensler. Anche se sono nata 100 anni prima di te, la mia vita non è stata tanto diversa dalla tua. Anche io ho avuto il privilegio di essere donna. È difficile essere donna in questo mondo e tu lo sai meglio di tutti. Ho vissuto intensamente ogni istante della mia vita. Ho distillato una donna. Hanno cercato di reprimermi, ma non ci sono riusciti. Quando mi hanno voltato le spalle, io ci ho messo la faccia. Quando mi hanno lasciato sola, ho dato compagnia. Quando hanno voluto uccidermi, ho dato vita. Quando hanno voluto rinchiudermi, ho cercato la libertà. Quando mi amavano senza amore, ho dato ancora più amore. Quando hanno cercato di zittirmi, ho urlato. Quando mi hanno picchiato, ho risposto. Sono stata crocifissa, morta e sepolta dalla mia famiglia e dalla società. Sono nata 100 anni prima di te. Comunque, ti vedo uguale a me. Mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città cosa mi sembrerà se non torni tu. Ogni sera mi vuole tanto se, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città cosa mi sembrerà se non torni tu. Come vuoi tu vivere ancora solo senza
proseguiamo le battute finali di questo spettacolo. Adesso è la volta di Pippo Camanzano che propone Se saprai starmi vicino di Pablo Neruda, una poesia che ci invita a riflettere sul valore della diversità e dell'accettazione nel rapporto amoroso, mantenere la propria essenza rispettando l'individualità del partner, solo così l'amore può prosperare e non essere vano. È un inno alla libertà dell'amore, dove la scoperta reciproca e la condivisione di emozioni sono al centro di una relazione profonda. Poi un omaggio di Agata Sardo a Morricone. L'amore di una donna è nelle sue azioni. Lei guarda con il suo cuore e sente con i suoi occhi. Se i tuoi occhi sono positivi, amerai il mondo, ma se la tua lingua è positiva, il mondo amerà te. Ricorda sempre che una donna è il cemento che tiene unita la famiglia ed il suo amore durerà tutta la vita. E ora vi leggerò Se saprai starmi vicino di Pablo Neruda. Se saprai starmi vicino e potremmo essere diversi. Se il sole illuminerà entrambi, senza che le nostre ombre si sovrappongano. Se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo. Se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo. Se il tuo corpo canterà con il mio, perché insieme è gioia, allora sarà amore. E non sarà stato vano aspettarsi tanto.
Signori, in piedi davanti a una donna per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per quel suo corpo che avete sfruttato, per l'intelligenza che l'avete calpestato, per l'ignoranza in cui la avete tenuta, per quella bocca che l'avete talpato, per la sua libertà che l'avete negato. Per tutto questo, signori, in piedi davanti ad una donna. E se ancora non bastasse, alzatevi in piedi ogni volta che lei vi guarda l'anima, perché lei la sa vedere, perché lei sa farla cantare. In piedi, sempre in piedi, quando lei entra in una stanza e tutto risuona d'amore, quando vi accarezza una lacrima, come se fosse suo figlio, quando se ne sta zitta, quando nasconde il suo dolore e la sua voglia terribile di volare. Non cercate di consolarla quando tutto crolla intorno a lei. No, basta soltanto che vi sediate accanto a lei e aspettate che il suo cuore si calmi e che il mondo continui tranquillo a girare. E allora vedrete che sarà lei per prima ad allungarvi una mano e alzarvi da terra, innalzandovi verso il cielo, verso quel cielo immenso a cui appartiene la sua anima e dal quale voi non la strapperete mai. In piedi, signori, davanti a una donna. Polvaro ha concluso questa bellissima giornata densa di emozioni, di significati, densa di messaggi che abbiamo cercato di portarvi anche con mezzi, diciamo, non usuali: la poesia, la letteratura, la musica, la vostra musica. Noi vi ringraziamo per averci dato la possibilità di dare anche noi il nostro piccolo impegno per la crescita di queste generazioni che sono il nostro futuro. Ringrazio la dirigente scolastica che ha veramente messo su una scolaresca attenta, capace di partecipare con massima compostezza, e credo veramente questo sia merito della dirigente del corpo docente. Io che ringrazio desidero ringraziarvi perché la scelta sapiente di brani musicali, in prosa e poesia è stato un momento per noi e penso per tutti di grande riflessione, di grande emozione, specialmente sulle note di Morricone. Poi non so, il cuore va non so a che altezze, e sono sicura che questa mattinata sia stata capace di trasmettere in ognuno di noi, in ognuno di loro, soprattutto dei ragazzi, questi sentimenti così alti, così nobili, del rispetto nei confronti delle donne, del rispetto nei confronti di noi stessi, perché la vita è veramente poesia. Lo avete dimostrato voi, lo hanno dimostrato questi bravissimi artisti, veramente, che ringrazio per la loro generosità. E ci avete portato in un'altra dimensione. È stato per noi un modo diverso oggi di fare scuola.
ma altamente significativo, e penso, è vero ragazzi, mi date ragione, che non c'era modo migliore per celebrare la giornata delle donne, vero? Io vi invito a rimanere un attimo, perché come abbiamo mangiato voi, chiudiamo con qualche cosa di molto profondo. Papa Giovanni Paolo II fece un'enciclica sulle donne nel 1995 e ve la leggeranno i nostri attori uomini con le donne che si accomoderanno e che invito a venire tutti qua sul palco: Alfio, Sandro, Francesco, Pippo, l'altro Pippo e io sono già qui. Allora, le donne pure qua, intramezziamo perché dobbiamo stare uguali tutti sul palco e inizierà Alfio con quello che è secondo me una delle riflessioni sulla donna da una persona che il Papa Giovanni Paolo II voi non avete, forse magari eravate molto giovani, ma noi che l'abbiamo conosciuto vi posso dire che è stato uno di quei papi che ricorderemo sempre. È venuto qua pure da Agrigento e invito Alfio ad iniziare. Scusami se... Grazie a te, donna madre, che ti fai grembo dell'essere umano, nella gioia e nel travaglio di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce e ti fa guida dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Questo. Grazie a te, donna sposa, che unisci il tuo destino a quello di un uomo in un rapporto di reciproco dono a servizio della comunione e della vita. Sandro, a un'altra delle nostre donne, Francesco. Grazie a te, donna figlia e donna sorella, che porti nella famiglia e nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Grazie a te, donna lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragionamento e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del mistero, alla edificazione di strutture economiche, politiche, più ricche di umanità. Povera Panzano. Grazie a te, donna consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di Cristo, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta sponsale e che esprime meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. Loro già l'hanno avuto. Certo, una donna. Grazie a te, donna, per il fatto stesso di essere donna, con la percezione che è propria della tua femminilità. Tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Grazie a tutti. Queste sono pure vostre. Buonasera ragazzi, spero che sia stato di vostro gradimento.
prossima.